500, 600, 700 non sono solo numeri, ma sono i secoli in cui nelle campagne, nelle cittadine del campo sampierese nascono delle ville, delle dimore con una grande storia che noi vi racconteremo naturalmente in questo nuovo viaggio di itinerari turistici. Ci troviamo a Villanova di Campo San Piero di fronte a Villa Ruzzini, sede comunale. Ne parliamo con Alessandra Cusinato. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Ida, grazie di essere qui. Una villa datata fine 500, inizi 600, ma in quel tempo a cosa servivano queste ville meravigliose? Queste ville del territorio veneto servivano ai nobili veneziani per passare l'estate, ma erano sia la sede principale di gestione del loro territorio, ma anche e soprattutto un'espressione della loro ricchezza. Ma nel Settecento è stata ampliata. Sì, è stata fatta un'importante modifica, come vedete, perché è stato aggiunto un corpo centrale, un pronomo di tipo palladiano e le due ali laterali. Affreschi importantissimi nella sala nobiliare, riferiti a una storia vera. Sì, questo è il racconto di una storia vera e gli affreschi storici in questo periodo sono rarissimi e infatti qui i Ruzzini vogliono raccontare la storia del loro avo, Marco Ruzzini, perché nel 1350 fa una battaglia contro i genovesi, lui è capitano da mare e qui vediamo il momento cruciale dello scontro. Nell'affresco successivo al centro vittorioso Marco Ruzzini che vediamo per la prima volta e il vessillo di Venezia in alto a indicare la vittoria. Poi due piccoli affreschi di pausa, le navi di Venezia che tornano. E chi è quella nobile veneziana Alessandra in questo dipinto? Non si sa con certezza, ma ci piace immaginare che sia la moglie di Marco Ruzzini che sta entrando in gondola per andare a acclamare il ritorno del marito. E dietro, davvero interessante, c'è la Venezia del tempo e si vedono la donazione di beni ai poveri. Questa è la scena finale, la più importante, perché il doge con questo gesto accoglie Marco Ruzzini che è tornato dalla battaglia e Marco Ruzzini al centro col bastone del comando dona al doge tutti i beni raccolti durante la battaglia. La villa è sempre aperta e chi può venirla a visitare? Invitiamo tutti a visitare la villa dal lunedì al venerdì e su prenotazione telefonica anche negli altri giorni. Si può vedere la villa, ma anche la chiesetta che faceva parte dello stesso complesso. Grazie Alessandra per la tua professionalità e io tornerò sicuramente anche per visitare il piccolo oratorio. Certo, ti aspettiamo insieme a tutti i nostri telespettatori. Grazie. Lasciamo Villa Ruzzini per raggiungere Villa Baglioni a Massanzago, altro splendido capolavoro della terra del campo sampierese. Signori, con onore, la reggia di Apollo. Ed eccomi con Marco Perin, storico dell'arte. Buonasera Marco. Buonasera Ida e benvenuta. Grazie. Dove ci troviamo qui? Qui ci troviamo nel Salone Nobile di Villa Baglioni, che oggi è sede municipale, ma nella fattispecie, vedete, siamo proprio nella reggia di Apollo. Una finzione scenografica creata, voluta dalla famiglia Baglioni. Famiglia Baglioni che nel 1718, dopo aver ottenuto il titolo nobiliare presso la Serenissima Repubblica di Venezia, comprò il palazzo in campagna e decise di celebrare questo meraviglioso evento facendo realizzare questo affresco meraviglioso, chiamando qui un giovane Giambattista Tiepolo. Giambattista Tiepolo ha dipinto in 4 scene il mito di Fetonte. Questa storia è la storia di un ragazzo superbo che chiede di poter guidare il carro del sole al padre Apollo, il quale glielo concederà, ma ahimè l'epilogo sarà fatale. La prima scena, eccola qui, si apre subito ai nostri occhi ed è quella che narra il momento esatto in cui le ore portano il carro del sole nel cielo, poco prima dell'alba. Sopra, in alto, vediamo
Fetonte che chiede il carro ad Apollo. Dopo che Fetonte ottenne il carro da Apollo, subito volò verso il cielo, portò il sole nel cielo, ma ahimè i cavalli si accorsero subito che non c'era il solito auriga a trattenerli, tant'è che perse il controllo delle redini. In questa seconda scena vediamo cosa succederà, cosa successe dopo l'intervento di Zeus, che scagliò un fulmine contro lo sventurato Fetonte e lo vediamo precipitare miseramente dentro il fiume Po Eridano. Nella terza scena vediamo la madre terra sofferente, appunto, che invoca l'aiuto di Zeus, ma anche il finale della storia, perché dopo che Fetonte precipitò nel fiume Eridano, le sorelle piansero talmente tanto, per più di 2 mesi, che Zeus dovette ancora intervenire e per calmare, per lenire questo loro patire, le trasformò in pioppi. L'ultima scena è raffigurata sul soffitto, su questa volta, e raffigura il trionfo di Aurora, perché i Baglioni avevano appena comperato questo palazzo e non volevano fare altro che festeggiare. Quindi da una parte il mito di Fetonte è un invito alle giovani generazioni a non insuperbire, ma bisogna anche ricordare che questo affresco ci racconta dell'aurora della famiglia Baglioni. Se l'interno di Villa Baglioni è straordinario, l'esterno sicuramente non è da meno, vero Marco? Certamente un bel parco per tutti i cittadini che invitiamo a venirci a trovare e vedere Villa Baglioni. Quando è aperta Villa Baglioni? Su prenotazione, quasi tutti i giorni. Grazie Marco del tuo grande sapere. Grazie Ida per essere venuta a trovarci, ti aspettiamo ancora quando vuoi. Assolutamente sì. Ma il nostro viaggio, gentili telespettatori, non finisce qui. Siamo arrivati al tramonto Piombino Dese, dove troviamo Villa Marcello. Andiamo allora a conoscere subito il suo conte, Jacopo Marcello. Al giorno d'oggi non è sicuramente facile trovare un vero conte, ma noi qui ne abbiamo uno. Il conte Jacopo Marcello. Buonasera conte, onoratissima. Il conte di una famiglia importante con una bella storia da raccontare, vero? Sì, è vero, la storia è lunga e la famiglia è radicata a Venezia fin dalle origini della città. E nella nostra famiglia ci sono stati ben 2 dogi e più di 14 capitani da mar, per cui capitani della flotta di Venezia in vari periodi storici della città. E da Venezia a Piombino Dese come e perché? Beh, questo, come tutte le altre ville venete, fu un avvenimento che partì dal 500 e non si fermò fino al 1800. Quando Venezia conquistò la terraferma, interessata a sviluppare anche l'agricoltura come attività e non solo i commerci via mare, le ville furono costruite come capisaldi per il controllo del territorio e della produzione agricola. Che cosa di bello, di particolare e di unico questa villa, ad esempio questo salone? Beh certo, il salone delle feste, il salone da ballo, è imponente con questa bellissima balconata su cui si posizionava l'orchestra che suonava per i commensali e le persone che venivano a godersi i piaceri della campagna lontano dagli occhi indiscreti della città. Ma io so che voi avete anche dei vestiti originali dell'epoca, delle donne che qui ballavano e vivevano. E andiamo a vedere. Certo. Eccoci nella sala dove abbiamo mantenuto alcuni degli abiti posseduti da alcuni antenati della nostra famiglia. Questo è per esempio un abito cinese tessuto nel 1700 e tutte queste disegni e decorazioni che vedi non sono stampate, ma tutte eseguite con fili di seta con più di 180 colori. E questo invece alla mia sinistra è un abito fondamentale nella vita e nel potere di Venezia, è l'abito del doge, e l'abito anche del procuratore della Repubblica. Chi indossava quest'abito era all'apice del potere veneziano. Vicino al salone le camere da letto. Sì, questa era una tradizione abbastanza comune nelle ville venete. In fondo la villa cos'era? Era un luogo di
anche e soprattutto di lavoro e di attività, ma in questo piano, al piano nobile, di feste e di ritrovi più o meno ufficiali, e per cui non è raro trovare le camere da letto proprio adiacenti alla sala da ballo. Ci si diverte vestiti e poi ci si diverte anche non vestiti. Le camere da letto non hanno affreschi, hanno questi grandi quadri a stucco, realizzati nel 1722, un'epoca in cui ancora non si facevano questo tipo di opere, completamente realizzati a fresco durante la posa del muro. Qui ci troviamo nell'unica sala della villa che ha il caminetto. Come mai, Conte? Beh, questo è abbastanza normale nelle ville, perché essendo costruite per passarci l'estate sostanzialmente, da marzo fino a ottobre, il periodo legato all'agricoltura, non era necessario pensare di scaldarle tutto l'inverno. Certo, qualche stanza aveva il caminetto per le stagioni come appunto la primavera e l'autunno, in caso di un freddo particolare. Questo caminetto, come a volte capitava, è decorato con delle piastrelle di Delft, preziosissime all'epoca, nel 1700, prodotte in Olanda, e ognuna replica un'immagine singola, dunque ognuna è un pezzo unico. Oggi ancora la villa è viva e ancora il parco è molto utilizzato. Durante l'estate ospitiamo eventi, shooting fotografici e anche numerose produzioni cinematografiche. Con gli occhi pieni di bellezza io vi saluto. Il nostro viaggio alla scoperta delle terre del campo sampierese per oggi termina qui. Ma io vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici e vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata, naturalmente vi aspetto alla prossima puntata.